Nel 2019 era stata la pioggia, quest'anno è stata la pandemia, ma la solidarietà dei padovani non si è mai fermata nonostante tutto, l'anno scorso sotto l'acqua e quest'anno in digitale. Sono state quasi 200 persone a partecipare alla versione virtuale del Canta Natale, vicini, anche se non in presenza, ai piccoli pazienti del reparto di pediatria. Una vicinanza che è stata espressa anche da numerosi volti noti del panorama italiano, da Red Canzian a Cristina Parodi, poi Luca Carboni e Moreno Morello, solo per citarne alcuni. Nella tarda mattinata, sotto le finestre di pediatria, si è presentata una piccola delegazione in presenza formata da Leandro Barsotti, ideatore dell'iniziativa, l'assessore regionale Roberto Marcato, il vicepresidente della provincia Vincenzo Gottardo, il sindaco di Padova Sergio Giordani, la direttrice di pediatria Liviana D'Adalt e il direttore del Dipartimento di Malattie Rare Giorgio Perilongo. Il clou dell'evento è stato anche quest'anno la canzone Jingle Bell Rock, in presenza interpretata da Giorgio Pavana alla chitarra e Ilaria Mandruzzo per la voce, a cui si sono unite le 200 voci virtuali. Durante la breve cerimonia sono state donate anche una bandiera della regione Veneto e un'opera dell'artista Seneca. Sfischer Channel News, Padova.